È un accordo per noi importante, la nostra è un'associazione di categoria, abbiamo circa 800 imprese associate abbiamo un'organizzazione importante per il territorio della Riviera del Brenta, nel senso che la Riviera del Brenta rappresenta un territorio ad alta vocazione artigianale e tra i tanti artigiani che noi esprimiamo abbiamo ovviamente anche delle grandi eccellenze come il distretto della calzatura. La collaborazione da questo punto di vista tra la nostra organizzazione e queste due realtà importanti è un importante risultato che, per le piccole e medie imprese, come giustamente diceva anche il nostro segretario, la realtà produttiva di questo territorio, ma spalmato a livello nazionale, è una realtà di piccole e piccolissime imprese. Accordi di questo tipo che danno risposte certe ed in tempi brevi sono accordi importanti e quindi credo che questo progetto e questo accordo sia per le nostre imprese decisamente importanti. Questa convenzione, grazie appunto a noi, all'apporto del lavoro che con Crédit Agricole vogliamo dare alle imprese, quello che hanno già sottolineato appunto i miei colleghi qua, tutti insieme, cioè l'idea di dover sopportare, dar forza da parte nostra con un 80% di garanzia, la banca con finanziamenti fino a 250.000 euro, che siano delle start-up, aziende start-up e pertanto aziende pronte a dover esprimere nuovi progetti, nuove situazioni e anche a finanziare nuovi investimenti e pertanto a cambiare la propria veste e doverla adeguare a quello che è appunto una voglia di innovare. Purtroppo la voglia di innovare viene a meno con questo trio, diciamo, con questa partecipazione assieme al Confartigianato si deve partire proprio dalla base, dove le associazioni devono rimettere in gioco la propria vocazione indispensabile, quella di dover prendere per mano situazioni diciamo dell'azienda familiare, del singolo imprenditore ed accompagnarlo in banca e pertanto sposare insieme a questa impresa un progetto e da parte nostra quella di doverla garantire e rendere forte questa voglia appunto di dover investire nuovamente. Importante perché? Non perché riusciamo a entrare, non solo perché riusciamo a entrare in sinergia e in collaborazione con un'associazione degli artigiani che per noi è qualcosa di importante. Noi abbiamo dei segmenti che privilegiamo, uno di questi è l'agricoltura, anche il mondo dell'artigianato è topico e principale, centrale, perché fa parte di quello che è il cuore dell'economia. È inutile che ce lo diciamo, quando non funzionano gli artigiani non funziona neanche il resto del mondo, quindi lì ci vogliamo essere. Ma credo che sia fondamentale perché deve essere un punto di partenza che esiste nella misura in cui siamo riusciti a sviluppare, grazie alla collaborazione più importante rispetto a quello che già avevamo, con un Confidi importante e primario che è open mind, riesce a trasferire competenze, che mette in gioco anche all'interno di questa condizione e che ci dà la possibilità di entrare in un territorio dove già siamo presenti anche con delle filiali e con una recente apertura di un polo affari, poi magari vi dico che cos'è il polo affari un po' più nel dettaglio, ma ci dà la possibilità di entrare nella valutazione delle persone che fanno parte del territorio, che sembra banale ma non è così scontato avere. Il fatto di avere un approccio di questo tipo mette chi deve mettere i soldi in una funzione di tranquillità, ancor più di quanto ci dia tranquillità la garanzia. Cioè è vero che la garanzia